Bella ragazzi, tutti dal comandone veneziano, siamo a Silverstone e ragazzi, disastro puro, 20° tempo in griglia, proprio mai trovato l'assetto, mai trovato niente, sarà durissimo ragazzi, siamo un po' discontinui in questo momento, grandi risultati a sconcertanti battute dal resto, tempo previsto nuvoloso, non riusciamo a beccare un weekend con pioggia e sole, vediamo un po', sarà durissima, speriamo bene, partiamo, ragazzi, ultimi. Raikkonen 18°, qualifica dura per tutti, vai! E Ricciardo comunque 16°, quindi un po' tutti hanno sbagliato, hanno cannato questa qualifica ai big. Stiamo attenti, vediamo un po' la situazione perché non voglio fare incidenti. Ok, andate, ciao Ricciardo, madonna già 15°. In realtà era 16°, e Raikkonen che era 18°. Ok. Raikkonen addirittura ultimo. Almeno Gasly, almeno Gasly. Ciao Gas. Ok, abbiamo Ricciardo adesso, siamo 15°. 5 posizioni recuperate, non male. Devo fare bene i primi 2-3 giri. Devo ciucciare un po'. Devo ciucciare un po' di Ersa adesso. Dai, 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 dai. No, non posso rischiare. Sì, ma neanche cagare così, però. Che nervi, che nervi. Silverstone non è una gara amica, difficilmente una gara amica Silverstone. Mi devo già abbassare. Primo giro andato, ne restano 25. Bruttissima curva, presa malissimo. Siamo messi male, raga, Dai, un po' di bagarre davanti, cazzo, che sfiga, oh. Partenza purtroppo regolare. Quando la partenza regolare non va bene. Mamma che rischio. Dai, dai, che Sirotkin sta rallentando anche Ricciardo, ma stiamo guidando male. Non siamo ancora pronti per Silverstone. Ricordo difficoltà 95, questo comunque influisce. Ma di quel 5% poteva darmi non so la 12ª posizione adesso. Però è bello lottare anche così, dove non siamo forti. Ci sta. Però abbiamo anche le gare favorevoli, quelle finora le abbiamo sfruttate a dovere. Con un quarto e un quinto posto i migliori risultati. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Qui siamo ancora tutti là, Siamo ancora tutti molto vicini. E questo va bene. E che tutti possono usare il DRS, attenzione Gasly, rompi i maroni, adesso me lo sento, Dio Cristo Gasly. Non rompere i maroni Gasly. Chiude la porta veneziana ma non sarà facile. Gasly è un rompicoglioni di proporzioni bibliche. Gara difficile. Gara difficile a Silverstone. Non sto neanche guidando malissimo tutto sommato, però. Ok, adesso siamo abbastanza vicini Ricciardo.
che non è proprio il punto peggiore per sorpassare, c'è anche l'Astrual. Lungo, lungo, lungo. Mamma mia quanto ho rischiato. Taglio curva dove? Ma dai. Attenzione, l'ala leggermente danneggiata. Beh. Buona questa curva, Stroll rimane dietro. Ho l'ala leggermente danneggiata, non è un problema, però. Un altro colpo e ciao. 14esimi, 6 posizioni recuperate ma non basta. Non ho neanche il DRS, Stroll ce l'ha invece. Anche Ricciardo comunque fa fatica a recuperare, è una macchina iper superiore alla mia. Bisogna avere pazienza. No, un po' lunghetto qua. Speriamo non sia un problema dell'ala, non credo. Sto cercando di tirare il più possibile, tra virgolette. Sto cercando di andare oltre i miei limiti, ma sono comunque bassi. Ci vuole bagarre davanti, l'unica chance è quella. Però da quando ho rotto un po' l'ala faccio leggermente più fatica a fare certe curve in pieno. Piccolissimi problemi, ma ci sono, come li sente proprio perché è una pippa. Ok, distanza dal compagno di scuderia 5,5 secondi. Se non succede qualcosa sarà dura recuperare. Per quanto insomma la distanza non è abissale dal 10° posto. Ok, ho un po' distanziato Stroll e questo è positivo. Però è dura raga. Mamma se è dura. Dai, miscela alta, proviamo ad andare un po' più veloci. Questa curva devo frenare di più. C'è niente da fare. La Cops non riesco a farla in pieno. Box, 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 ritiro per Kevin Magnussen, ma safety car, ancora niente. Solo in Canada. Male, male sta gara, molto male. Vai, vai, Vai. vai, sarà in gara l'uscita dai box. Siamo 16esimi in questo momento. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. No! Ma come mi fa uscire? Ah vabbè, ma dai! Non che credo, ma come cazzo mi fa uscire? Che schifo. Che devi Safety mantenere car. positivo il tempo delta. Safety car, finalmente un po' di culo, cazzo. Finalmente un po' di culo. Quanti giri? Mancano 10 giri. No, che cazzo faccio? Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. La rischio, la rischio. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, La vuol rischio. dire che stai andando troppo veloce. Stai zitto anche il Rallenta. delta. Ok. C'è la safety car, si è ritirato qualcuno, non ho visto chi però. C'è solo, ecco, prima si è ritirato Gasly mi sembra, se non mi ricordo, l'altro non lo so però. Entra la safety car. Vai. Vai, vai ora.
Devo rischiarla così, ragazzi, è l'unica chance che ho. Ocon si è ritirato, godo. Ah no, non è più il mio rivale, però non godo più. Adesso devo raggiungere assolutamente il gruppetto, speriamo di farcela. Prendere la lotta, tensione altissima. Per poter fare qualcosa di grande devo fare grandi sorpassi senza sbagliare niente. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché Sì, non lo viene so, lo esposta la so. bandiera verde. La safety car è in questo giro. Vai Kuma, devi dare tutto quello che hai e tirare fuori la classe che ti manca, però ogni tanto viene fuori. Dai. Pronti alla sfida? No. Ok, uno l'ho superato, invece no. Ma è incredibile. Ma dai, Stroll, figlio di Troia. Ma mi viene a rompere le palle Stroll, vabbè. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 4,5 secondi. Partenza cannata in pieno, ciao. Che bello. Incredibile. Stroll a rompere i maroni, no? Quel figlio di zoccola. Certo che se non riesco a prendere neanche così, però... Male. Molto, molto male. Niente. Non è proprio la mia gara, addirittura arrivo più indietro del 14° posto. Dai, sveglia come, sveglia. Sveglia Comendone. Anche se proprio non ci siamo, eh. Non ci siamo minimamente. Dai, anche le Williams, mamma mia, che tristezza d'uomo che sono oggi. Dai, 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 dai. Comunque gli altri se ne stanno già andando. Dio santo. Un po' aggressivo e vaffanculo. Ciao Stroll. Però non sto facendo una gran figura, eh. Tutt'altro. Cioè addirittura perdo anche una posizione rispetto al pre-safety car. Devo buttarmi e sperare. No, 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 no. Che bello, ho perso 2 posizioni addirittura. No, vabbè. Vabbè, lasciamo perdere, dai, ho capito. Non ci siamo proprio oggi. A queste condizioni non riuscirei neanche. Che bello. Si finirà qua la mia rimonta. Mamma mia. Le gomme dovrebbero iniziare a darti i primi problemi Ma soltanto stai fra qualche zitto. giro. Al momento sembrano in buone condizioni. Secondo me ha qualche problema perché comunque non sento la macchina al top, tutt'altro. Distacco dall'auto davanti, 2,8 secondi. Dai, fate un incidente. Neanche una safety car e ho 6 giri di tempo. Male, molto male qui in Inghilterra. Veramente delusione totale. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Cerchiamo di fare dei buoni giri per il livello della rivalità, ma... almeno 14°, almeno per fare la stessa posizione di prima, perché sennò veramente è deprimente, eh. Non li prendo mica, eh.
Tutto da dimenticare oggi. Comunque ho la percentuale gialla, vuol dire che ho qualcosa che non Abbiamo va. carburante a sufficienza per altri 5 giri. Niente, non li prendo, non li prendo. Non riesco a prendere neanche Perez. Sì che non sto neanche girando malissimo adesso, però. E qua vado lungo, niente. Appena tento di spingere di più sbaglio proprio. Non è la mia gara Silverstone. Però addirittura sta arrivando Stroll, evviva. Yellow flag, che è successo? Cosa ho fatto? Boh. Tutto da dimenticare ragazzi. Cancelliamo sta gara, vi prego, perché il disastro più assoluto. Cioè, sono riuscito nell'impresa di perdere una posizione. La prossima è la Germania, sicuramente possiamo fare molto meglio. Anche benzina ne ho tenuta troppo alla fine. Errori su errori oggi. Vabbè, vado dritto, me ne frega un cazzo tanto. Ho abbastanza mollato. Il come molla è ufficiale. Pensavo almeno di rimanere, di andare 13esimo, 12esimo con la safety car, invece ho perso una posizione. Qui devo avere qualche problema perché ripeto ho la percentuale Il distacco gialla. dalla vettura davanti è 4,1 Però il secondi. motore sembra a posto, non capisco, è il cambio, no neanche. Boh. Non capisco, solo che la macchina la sento comunque più lenta. Io girerò di Abbiamo merda, carburante a e per sufficienza per carità, altri 3 giri. però boh. Quattro secondi da Hartley, yes. Dai, voglio un bug, tutti i box. Voglio il bug, tutti i box. Sei all'ultimo giro. Sì, ciao. Oggi ho fatto sportellate con tutti, poi. Per cosa? Per un 15esimo fottutissimo posizione. Total disaster.
Dai che finisce sta gara maledetta. Sta gara orrenda, se così si può dire. Sono pieno di carburante, poi non capisco perché non sono più riuscito a consumarlo. Tanto va a vincere il Bibitarus. Almeno qua vince. Per Veneziano un mesto e insignificante 15° posto. Mi spiace, non sempre le cose vanno secondo i Lo piani. so, Torna ai box, analizzeremo la gara più tardi. ma stai zitto. Bravo, arriva bene. Che salgono sul podio da qualsiasi parte nel. Brutta gara E proprio. dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica Leclerc del mondiale sesto. piloti. Ottimo risultato. Me per Sebastian coglioni, Vettel, i 16 che aumenta punti il suo vantaggio per in cima alla Veneziano, classifica. 33. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Senza dubbio Daniel Ricciardo. E no, e perdo anche l'obiettivo dei 15 punti, mi sembra anche. Mamma mia. Ottima giornata oggi. Tu che cosa ne Ma pensi? cosa mi stai dicendo? Hai avuto problemi con tutto quel traffico? Ok. Ci sono stati un bel po' di contatti oggi, no? Alcuni piloti devono imparare a guidare. Williams posizione ridotta. Ottimo, ed è tutto. Ah, perché ho beccato, penso, Stroll alla fine gara. Vabbè, ciao. Non ne frega niente di Stroll. Mamma mia. Sono a parità con Hülkenberg e in vantaggio di 1 con Leclerc. Raga, sotto il comandante veneziano. Alla prossima. Ciao!